Buonasera, i titoli con le principali notizie. A Catania, dopo 24 ore di travaglio, una neonata muore al Garibaldinesima. Disposta l'autopsia per accertare le cause. Migliorano intanto le condizioni della mamma ricoverata in terapia intensiva dopo il parto. Lunedì i funerali di Margaret, la giovane di Lentini, morta a Roma dopo un intervento al naso. Dalle indagini emerge che il medico assicurava qui solo visite. Si lavora ancora per spalare fango e detriti nelle zone alluvionate della Sicilia orientale. A Torre Archirafi i sommozzatori recuperano le auto finite in mare. Il verde è dimenticato a Catania, ci sono ancora tanti alberi che aspettano la potatura al largo Bordighera, le chiome raggiungono i piani alti dei palazzi. Il giorno della colletta alimentare, nel carrello della spesa, prodotti a lunga scadenza per donarli a chi è in difficoltà. Ancora troppi morti sulle strade. A Siracusa gli studenti incontrano la polizia stradale. La mamma di una giovane vittima dice: fermiamoci a pensare. Calcio, il Catania batte il Trapani, ritrova il sorriso. Prestazione convincente della squadra di Toscano che torna alla vittoria dopo un mese. Buonasera, dunque si attende la nomina del medico legale per effettuare l'autopsia sul corpo della neonata morta giovedì subito dopo il parto nell'ospedale Garibaldinesima di Catania. Migliorano intanto le condizioni della madre che è ricoverata in terapia intensiva. Il legale dice: vogliamo capire. Orazio Longo. Si terrà la prossima settimana l'autopsia sul corpo della neonata morta giovedì all'ospedale Garibaldinesima di Catania. Gli inquirenti hanno proceduto all'acquisizione della cartella clinica e al sequestro della salma e molto probabilmente si eseguirà una integrazione della denuncia già presentata appena la mamma della bambina uscirà dalla terapia intensiva. Stiamo cercando di acquisire tutta la documentazione relativa a questo nefasto evento. Naturalmente dobbiamo aspettare quelli che sono i tempi per l'affidamento per il medico legale per effettuare naturalmente i rilievi autoptici e stiamo nominando anche un medico di parte. Secondo la legale bisognerà anche capire perché il personale medico abbia atteso per il parto naturale quando, visto il passare del tempo, si poteva forse pensare a una soluzione alternativa. La piccola è deceduta nel reparto di ostetricia e ginecologia al momento della nascita, avvenuta naturalmente al completamento delle 40 settimane di gestazione. Sarebbe apparsa ipotonica e asfittica e sarebbe stata subito trasferita nella culla termica, dove però è morta. Ai primi controlli non sarebbero emerse anomalie né sul feto né sulle condizioni fisiche della partoriente. Tutto da capire quindi il motivo della prematura e improvvisa tragica scomparsa dopo un travaglio durato 24 ore. Sotto shock i familiari che chiedono giustizia. Adesso il caso di Margaret, lo sapete, la 22enne di Lentini, morta dopo un intervento estetico al naso effettuato in un centro medico di Roma, trovato sui social. Le indagini della magistratura adesso scoprono che il medico assicurava qui solo visite. Sentiamo Angelo Gagliano. In questo studio si svolgeranno solo visite preoperatorie e controlli post-intervento. È nel 2009 quando, in un'autocertificazione inviata all'ASL e al Comune di Roma, uno dei titolari dello studio medico assicurava che lì non si sarebbero fatti interventi. Ma proprio in quello studio, come appurato da indagini amministrative, fu sottoposta il 4 novembre scorso ad un intervento Margaret Spada, 22 anni di Lentini. Lì iniziò a sentirsi male, come testimonierebbe un video girato dal fidanzato, per poi morire in ospedale. Dalle indagini emerge che nell'autocertificazione il titolare forniva tutti i suoi titoli accademici, oltre alla laurea in medicina a Padova e l'abilitazione a Verona, anche una specializzazione in chirurgia plastica conseguita all'Università Cattolica di Rio de Janeiro in Brasile, dettaglio questo aggiunto a penna. Il figlio invece si è laureato in Romania. Nel mare di carte che stanno emergendo dalle verifiche disposte anche dalla Regione Lazio viene fuori la storia travagliata dello studio, che pure aveva tanti pazienti grazie anche ai social. Nel 2008 è stato oggetto di un provvedimento di chiusura perché sprovvisto di autorizzazione. Ieri l'autopsia, durata 4 ore, che aveva evidenziato che la morte di Margaret era avvenuta in un quadro generale compromesso, culminato con l'arresto cardiocircolatorio. Un decesso arrivato il 7 novembre dopo 3 giorni di agonia. Ora gli esami tossicologici e istologici aiuteranno a capire cosa sia stato somministrato alla ragazza prima e dopo il malore, mentre le analisi degli organi punteranno a chiarire l'esistenza di patologie cardiache e a verificare eventuali intolleranze alle sostanze utilizzate per l'anestesia. Intanto Lentini, la città del siracusano di Margaret, si prepara all'addio. I funerali sono stati fissati per lunedì alle 11 nell'ex cattedrale. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino.
Siamo tornati a Torre Archirafi dopo, a distanza di 3 giorni dall'alluvione, si lavora per liberare case, garage, cantinati. Gli abitanti chiedono aiuto e puntano il dito contro la cementificazione del torrente Babbo. Tonino De Mana. Si abbracciano e si fanno coraggio a vicenda, scarpe e mani sporche di fango che dopo 3 giorni ricopre ogni cosa. L'alluvione tra Giarre e Riposto ha colpito duro ancora una volta in un territorio bello, fragile e reso vulnerabile dalla cementificazione selvaggia. Case e villette costruite attorno ai torrenti come in via Carmelo D'Urso a Torre Archirafi. Qui la forza dell'acqua ha distrutto tutto, ha abbattuto muri, trascinato auto, invaso cantinati fino a raggiungere i 2 metri d'altezza. Si ripete sempre qua, no? Non c'è possibilità di rimediare. Ma voi siete al corrente di abitare a ridosso di un torrente? Qua, queste case qua neanche lo dovevano fare, con il torrente che abbiamo vicino. Disperati totali, disperati. Quando piove non si dorme, non si vive più. Sicuramente la cementificazione. No, non è normale cementificare i torrenti, tutta questa invasione non è normale. Oltre il catastrofico non credo che si possa definire. E poi ovviamente lo sforzo fisico passa un po' in secondo piano quando si vedono determinati affetti dentro casa. Si cerca di recuperare quel che si può, si va avanti e indietro e dopo l'acqua si rimuovono fango, detriti e macerie perché la bomba d'acqua ha sventrato ogni cosa. E lavorano sotto lo sguardo di tanti curiosi anche i sommozzatori dei vigili del fuoco che prima di rimuovere le macchine finite in mare setacciano il fondale. Un cenno ed un urlo rompono il silenzio. Attenzione, qui c'è un'altra macchina. A questo punto la terza, finita nelle acque dello Ionio. A Catania sanzioni per 30.000 euro a un ristorante di piazza Federico II di Svevia e un fast food di cibo orientale in largo Rosolino Pilo durante i controlli dell'ASP e della polizia. Nel primo gli agenti hanno sospeso l'attività e scoperto 4 lavoratori in nero e anche sequestrato 130 kg di carne equina, bovina e suina. Nel secondo esercizio commerciale è stata accertata l'assenza di tracciabilità di 5 kg di prodotti ittici. Restiamo a Catania, verde la speranza di curarlo. Residenti da anni invocano interventi di potatura a largo Bordighera, dove gli alberi raggiungono i piani delle case, segnalati pericoli anche sul viale Fleming e sulla circonvallazione. Tonino De Mana. Raggiungono i piani alti delle case, invadono i marciapiedi, coprono persino le lampade dell'illuminazione pubblica. Largo Bordighera è il classico esempio che la cura del verde a Catania fa acqua da tutte le parti e poco importa se a lamentarsi siano decine e decine di cittadini. Tanto gli interventi di manutenzione sono rari e si fanno attendere da anni, come riferisce questo residente che, esasperato, si è rivolto alla nostra redazione. In questa piazza l'ultima potatura è stata fatta nel 2020. Non riesco mai a parlare con quella che è la Gema, la Multiservizi, a tutte queste società che si occupano di questo. Avete visto il palo della luce dentro gli alberi. Quale senso ha sprecare questa luce? Tanti messaggi alla linea di WhatsApp al numero 342 74 55005. Un nostro telespettatore ha denunciato la presenza di un grosso albero spontaneo nel sottopasso di Viale Fleming ed è rammaricato l'autore della segnalazione che si rivolge al sindaco trantino, il quale durante un focus ospite di Michele Cucuzza aveva detto che l'arbusto era stato rimosso. L'albero è invece vivo e vegeto, ha scritto il signor Antonio. Le hanno dato info sbagliate, a meno che, in Calzeronico, l'albero è stato rimosso e qualche incivile di notte lo ha rimesso lì. Ed è lì, purtroppo e pericolosamente, una palma piantata nello spartitraffico le cui foglie invadono la circonvolazione, rappresentando, specie al buio, un serio pericolo principalmente per chi utilizza i mezzi a 2 ruote. L'SOS arriva dal viale Odorico da Pordenone. In questo caso basta poco per evitare guai peggiori. Adesso a Messina, dove Alessandro Battilocchio, che è presidente della commissione d'inchiesta parlamentare sul degrado della città, ha visitato le zone delle baraccopoli. Sentiamo Francesco Triolo. Messina diventa un modello sul fronte del risanamento e questo è il senso della visita del presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, Alessandro Battilocchio, nelle zone delle baraccopoli di Messina. Battilocchio ha visitato alcune delle aree interessate dal risanamento, già liberate dalle baracche, e la via Rosso da Messina, dove ancora sorgono numerose casette, all'interno di alcune delle quali
Ci sono addirittura i pali della luce, in una c'è persino una cabina elettrica. Qui siamo in una periferia molto particolare, perché non necessariamente le periferie, diciamo da un punto di vista geografico, sono posti lontani dal centro. Qui siamo, mi sembra evidente, in una periferia sociale. Un modello, quello messinese, che Battilocchi ha sottolineato potrà essere esportato. Va approfondito questo modello che su Messina si sta portando avanti, perché potrebbe essere replicato anche in altre aree d'Italia che condividono problematiche e criticità. Ad accompagnarlo prima nelle baracche e poi all'incontro in prefettura la sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano. Eravamo ambiziosi allora quando abbiamo proposto la legge sul risanamento, nessuno ci credeva, e siamo ambiziosi oggi perché riteniamo che il lavoro fatto abbia costituito un modello, il modello Risanamento Messina, che non è soltanto un modello di risanamento abitativo ma anche culturale e sociale. Quella dell'onorevole Battilocchio è solo una prima visita. Nei primi mesi del 2025 a Messina arriverà tutta la commissione d'inchiesta per un sopralluogo anche su altre aree. 5 agenti del reparto mobile di Palermo sono rimasti feriti nel centro di permanenza per i rimpatri di Milo a Trapani nel tentativo di sedare una rivolta nel centro dei migranti. I poliziotti sono stati trasportati in ospedale e hanno riportato 5 giorni di prognosi. 2 tunisini sono stati arrestati. Una breve pausa e poi ci occuperemo della colletta alimentare. Oggi la giornata nazionale della colletta alimentare, che si svolge in tutta Italia in oltre 11.600 supermercati. In Sicilia il Banco Alimentare sostiene 300.000 famiglie attraverso 720 strutture sul territorio. Desiree Ferlito. È il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il primo a fare la spesa nella giornata nazionale della colletta alimentare, che si svolge oggi in tutta Italia per oltre 11.600 supermercati. Un aiuto concreto per chi ha bisogno, e questo è l'obiettivo del Banco Alimentare, che sostiene 300.000 famiglie siciliane attraverso 720 strutture caritative sul territorio. Banco Alimentare è recupero dalle industrie del cibo in eccedenza, viene immagazzinato da noi e poi distribuito a chi non ne ha. È recupero dalle navi da crociera, è recupero dai sequestri di cibo eccetera, è supporto alle aziende nei temi della sostenibilità, per cui il banco è aiuto alimentare a tutto tondo. Sono dati allarmanti quelli registrati dalla Caritas, che fanno il paio con il recente rapporto Istat sulla povertà, che segnala un aumento delle famiglie a reddito zero. Se questa solidarietà riuscissimo noi a rivolgerla a chi è meno fortunato ogni giorno, senza attendere che vi sia magari la colletta del Banco Alimentare, e cercando di dare delle risposte a chi ha bisogno, credo che poi staremmo tutti meglio. Pasta, latte, prodotti in scatola, olio, alimenti per l'infanzia. Sono tantissimi gli scatoloni organizzati per categoria dopo l'acquisto dei cittadini dai volontari, il vero motore dell'iniziativa. Se ognuno di noi magari riuscisse a fare chiaramente quota parte, la propria parte, scusate il gioco di parole, e potesse dare il proprio contributo, magari riusciremmo a avere dei dati anche più confortanti ed essere più vicini alle famiglie. Sono oltre 900.000 i pasti donati in Sicilia nell'edizione del 2023, con un aumento del 22% rispetto all'anno precedente, per una Sicilia sempre più generosa. Tanti, troppi morti sulle strade, anche giovani. A Siracusa i ragazzi del liceo Corbino hanno organizzato un incontro con la polizia stradale per sensibilizzare tutti sull'importanza della sicurezza. La mamma di una vittima al nostro telegiornale dice basta alle violenze sulle strade. Francesco Loi. Emanuele, Chiara, Maddalena sono soltanto alcuni nomi dei tanti giovani che hanno perso la vita in strada. Chi attraversava sulle strisce, chi era in auto, in moto e poi non è più tornato a casa. Sono le vittime della strada in continuo aumento, una scia di sangue che va fermata anche sensibilizzando i giovani. Bisogna insistere sulla diffusione del messaggio di sicurezza e di rispetto delle regole. Ancora la velocità alla guida, la distrazione sono cause purtroppo che comportano numerosi incidenti stradali.
E sono proprio i ragazzi che hanno organizzato questo incontro con la polizia stradale. A Siracusa la notte di Halloween si è trasformata in tragedia. Gabriele, 18 anni, stava rientrando a casa, ma il suo viaggio, quello della vita, si è fermato con una caduta dallo scooter. Un dolore che non si potrà mai cancellare. Come quello che prova lei, Deborah Lentini. 9 anni fa ha perso il suo Stefano, 17 anni. Oggi lotta sul campo per dire basta a queste tragedie. Fermiamoci a pensare, tutti, non solo i ragazzi, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per dire basta alle violenze sulle strade e per dire vittime zero. Ma il tema della sicurezza stradale passa anche attraverso il cinema. I ragazzi hanno visto Young Europe, un film del 2012 che racconta la storia di giovani europei, tutti accomunati da un incidente stradale che cambierà per sempre la loro vita. Parola d'ordine ogni giorno deve essere prudenza. Una breve pausa e poi il calcio con la vittoria del Catania sul Trapani e il Messina che domani giocherà al San Nicola di Bari. Eccoci al calcio, il Catania vince 2-1 con il Trapani e interrompe la striscia negativa, decisivi Castellini e Inglese, Granata incisivi solo nella parte iniziale della ripresa. Marco Carli. Era un derby ad alta tensione e la tensione questa volta fa bene al Catania. Succede quando riesce ad aggiungere il coraggio. Toscano, privo di 6 elementi, schiera una squadra d'attacco con 2 punti e un trequartista. Il risultato è il dominio della seconda parte del primo tempo che culmina a pochi istanti dall'intervallo nel gol di Castellini che sorprende Seculin con un pallonetto vincente. I rossazzurri avevano sfiorato la rete in altre occasioni con Stoppa, che trova sulla sua strada il portiere del Trapani. La sfida si ripete poco dopo la mezz'ora e la vince ancora l'estremo difensore Granata. Quando poi Raimo spreca un passo dalla porta, sembrano concretizzarsi i fantasmi della partita col Messina, ma ci pensa Castellini a scacciarli. Questi giorni ragazzi ho visto negli occhi la voglia di ritornare a vincere, regalare ai nostri tifosi questa vittoria e questo derby. Potevamo chiuderla con il rigore e soffrire di meno, però devo fare i complimenti ai ragazzi che veramente hanno gli attributi, perché venire da un periodo del genere e rispondere così devi avere gli attributi, questi ragazzi ce l'hanno. Il Trapani rientra col piglio giusto ad inizio riprese e trova il pari con Celiento. Il Catania potrebbe subire il momento, ma la spinta Granata dopo l'1-1 si affievolisce. Ci abbiamo provato, abbiamo avuto diverse occasioni e non siamo stati cinici e fortunati a sfruttarle per cercare di trovare il pareggio che a mio avviso credo che sarebbe stato il risultato più giusto. Il Catania riprende a costruire il trequartista che lavora negli spazi aiuta, soprattutto se si chiama Stoppa, che innesca così Inglese per il 2-1 e la 6ª marcatura stagionale dell'attaccante. Poi è sempre Stoppa a procurarsi il rigore che Castellini calcia alle stelle dopo essere scivolato. Poteva essere il colpo del KO, ma il Trapani non riesce comunque ad approfittare dell'errore del capitano etneo. Il Catania interrompe la serie nera e guarda con più fiducia al futuro. Il Trapani ha raccolto 4 punti nelle ultime 5, troppo poco per una squadra con ambizioni. E a Catania 3 incensurati tifosi della Curva Sud sono stati denunciati dalla polizia per una rissa che ha coinvolto decine di persone ieri proprio allo stadio Massimino nei minuti finali della partita Catania-Trapani. Alla base degli scontri ci sarebbero stati futili motivi, determinando comunque un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, dal momento che la Curva Sud ospitava ieri circa 5.000 persone tra famiglie e bambini. Ai 2 tifosi sono stati notificati i DASPO per 2 anni. Veniamo al calcio giocato. Messina domani in campo alla San Nicola di Bari per il primo di una serie di scontri diretti per la salvezza. Modica recupera Salvo e Petrucci, ma non avrà a disposizione lo squalificato Frisenna. Sentiamo. Il Messina si prepara a viaggiare alla Volta di Bari, dove domani affronterà il team Altamura in una di quelle sfide da catalogare come scontro salvezza. Stanno meglio i pugliesi, lo dice la classifica, lo dice il momento delle 2 squadre. Quella di Di Donato è reduce dal pareggio in Torre del Greco e vanta 5 risultati utili consecutivi, anche se arriva da 3 pareggi consecutivi. Dopo l'inizio difficoltoso in campionato, dopo aver perso le prime 4 gare stagionali, i pugliesi adesso hanno risalito la china. Nelle ultime 10 giornate hanno subito soltanto 2 KO e hanno 3 punti in più dei peloritani. A trascinarli Vito Leonetti, ex della partita, autore sin qui di 8 gol e assegno in 4 delle ultime 5 partite contro Latina, Casertana, Potenza e Turris.
Per il Messina è il primo di 4 scontri diretti, infatti nelle ultime 5 partite che restano del girone d'andata i biancoscudati successivamente affronteranno Turris, Foggia e Juventus Next Gen, tutte squadre che lottano per la salvezza. Intanto però c'è da pensare alla gara di domani pomeriggio sul neutro del San Nicola. Il tecnico Giacomo Modica recupera in difesa Salvo dopo la squalifica e spera di recuperare anche Anatriello, rimasto in panchina nell'ultima gara contro il Giuliano, e in mezzo potrebbe tornare dopo 6 giornate di assenza Petrucci, anche se il condizionale è d'obbligo, considerati i postumi della pubalgia che lo ha tenuto fermo per quasi un mese. Il rientro del centrocampista è fondamentale perché mancherà per squalifica Frisenna. Serve, a prescindere da tutto, una prestazione di carattere se si vorrà risalire la classifica. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buon fine settimana.